Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Prima delle preghiere del mattino riflettiamo insieme sul martedì della seconda settimana d'Avvento. Oggi la Chiesa festeggia anche la memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 12 dicembre 2023 e questo martedì della seconda settimana d'Avvento ci accompagna con parole di conforto. Queste parole di speranza che ascolteremo, tratte dalle Sacre Scritture, ci invitano a preparare il nostro cuore per l'incontro con il Signore che viene. Le letture del giorno ci parlano di consolazione, attenzione e del grande amore del pastore per ogni sua pecora. Fratelli e sorelle, nella prima lettura, tratta sempre dal profeta Isaia, risuona l'invito del Signore a consolare il suo popolo. Queste parole hanno un tono di dolcezza e di affetto, rassicurando tutti noi che il nostro Dio è un Padre compassionevole che desidera lenire le nostre ferite e sollevare i nostri cuori afflitti. Questo è un richiamo a lasciare che il conforto divino penetri nelle nostre anime, preparandoci così al dono della salvezza incarnata nella nascita del Salvatore. Il Vangelo che ascolteremo oggi nella liturgia secondo l'Evangelista Matteo ci fa vedere un Gesù che utilizza l'immagine del pastore che, avendo 100 pecore e perdendone una, lascia le 99 per cercare con sollecitudine quella smarrita. Questo passo ci comunica un messaggio di amore, attenzione individuale, impegno costante del nostro buon pastore verso ognuno di noi. La gioia del ritrovamento di una pecora perduta ci fa capire quanto ognuno di noi sia prezioso agli occhi di Dio. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, in modo speciale celebriamo la festa della Madonna di Guadalupe, la Vergine apparsa al messicano San Juan Diego. L'altro giorno abbiamo festeggiato la memoria di San Juan Diego, oggi festeggiamo l'apparizione di Maria di Guadalupe. Questa apparizione, fratelli e sorelle, è un segno tangibile dell'amore materno di Maria, che si rivolge a noi con affetto e compassione, guidandoci verso suo Figlio, il nostro Salvatore. Carissimi fratelli e sorelle, in questo martedì d'Avvento tutti noi dobbiamo riflettere su quanto siamo amati
ma anche su quanto siamo custoditi dal nostro Signore. Tutti noi siamo come le pecore amate dal pastore, chiamate a rispondere con fiducia alla sua voce e a seguirlo lungo il cammino della vita. La Madonna di Guadalupe ci insegna a fidarci della sua materna protezione che intercede per noi presso il cuore di suo figlio Gesù. Allora oggi noi tutti dobbiamo ascoltare la voce di Dio, ascoltare la voce di Maria per accogliere la consolazione divina, lasciando che il nostro cuore si apra al pastore che viene a cercare ognuno di noi. In questo tempo di avvento prepariamo il nostro cuore alla nascita del Salvatore, seguendo la luce della stella di Maria di Guadalupe che ci invita verso la pace, l'amore che il Signore solo può donare a tutti noi. Buon cammino d'avvento a tutti e buona festa della Madonna di Guadalupe. Adesso, carissimi fratelli e sorelle, prepariamoci a recitare insieme le preghiere del mattino di oggi, 12 dicembre 2023, martedì della seconda settimana d'Avvento e festa della Madonna di Guadalupe. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Ho sempre pensato che non fosse necessario diventare un santo per fare o vivere qualcosa di straordinario. Loro, come me, erano uomini che forse, a differenza di tanti altri, avevano scelto una direzione. È per questo che ho deciso di farmi una passeggiata, un po' più lunga rispetto al solito. Io e Romeo uscivamo ogni sera insieme. Solito giro del quartiere, ogni giorno si cerca di guardare le stesse cose con un occhio diverso, ma a lui non piace mai tornare per la stessa strada. Così cercavo un vicolo più caratteristico, degli odori diversi, degli scorci diversi, dei materiali diversi. Quando tornavamo a casa mi guardava come per dirmi: cosa credi? Di avermi fregato? Ma un giorno ce l'ho fatta. Abbiamo iniziato a camminare, ma alla sera non eravamo più a casa, né alla mattina. Da principio, ogni tanto, Romeo si fermava a guardare indietro, ma presto ha iniziato a capire che si andava soltanto avanti. E così feci io. Mi dicevo soltanto avanti. Era una cosa mai provata prima, una prospettiva diversa. Mi sono reso conto che mi servivano poche cose importanti da portare con me. Mi sono reso conto che anche io avevo scelto una direzione, come qualcuno aveva già fatto, molto prima di me.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato a ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore. Manda il tuo Spirito, Signore. Preghiamo. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Care sorelle, per poter degnamente celebrare l'Eucaristia umilmente ci rimettiamo nelle mani della misericordia di Dio che sa sempre perdonare e comprendere. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai fatto giungere ai confini della terra il lieto annunzio del Salvatore, fa che tutti gli uomini accolgano con sincera esultanza la gloria del tuo Natale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie al Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Ecco il nostro Dio viene con potenza. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti: il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Esultino davanti al Signore che viene. Sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Il giorno del Signore è vicino, egli viene a salvarci. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così la volontà del Padre vostro, che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Stupenda è questa immagine di Dio come buon e sollecito pastore, che va a cercare la pecora perduta. Ecco allora la paternità di Dio che ci aiuta a comprendere anche la fraternità di Cristo. E allora permettete che io ricordi la singolarità del buon pastore che è raffigurata nei mosaici di Aquileia, è unica, non ce n'è una seconda, dove questo nel 320, dunque agli inizi del cristianesimo, il pastore non ha i piedi per terra perché è il risorto e ha la pecorella sulle spalle e una pecora che lo guarda con fiducia. Però il pastore non ha il bastone, come vediamo sempre il buon pastore col bastone, ma ha in mano il flauto di Pan, un flauto, perché dice San Grisogno, non chiama con la forza del bastone, ma col dolce suono della convinzione, con il dolce suono della convinzione. Ed è l'unica definizione che esiste nel mondo cattolico di questa bella figura del pastore buono. Abbiamo tutti più di un motivo per riconoscerci nella pecora smarrita, ma la sconfinata bontà di Dio ci permette e ci invita ad elevare a Lui le nostre invocazioni nella certezza di essere esauditi. Il cuore del Padre è più grande e potente di ogni smarrimento umano. Aiutaci ad amare di più, Signore. Aiutaci ad amare di più, Signore. Il Dio 3 volte santo ha invitato il profeta a consolare il suo popolo.
perché da ogni pagina della Scrittura sappiamo cogliere motivo e stimolo per una confidenza più filiale nell'Onnipotente, preghiamo. Aiutaci ad amare di più, Signore. Nell'attesa di unirci all'esultanza degli angeli nella notte della Natività, il salmista ci ha raccomandato di elevare fin d'ora un canto nuovo. E il canto più gradito a Dio è una vita santa, perché i nostri cuori conoscano impegno e freschezza ogni giorno crescenti nel divino servizio, preghiamo. Aiutaci ad amare di più, Signore. Ti ringraziamo, Dio provvido e buono, per averci inviato in Cristo Gesù un pastore ricco di attenzione e di premure. Concedici la grazia di arrenderci ai suoi inviti e alla tua ricerca. Ti preghiamo. Aiutaci ad amare di più, Signore. Perché in queste settimane di Avvento, sull'esempio e al seguito di Cristo, intensifichiamo implorazioni e sacrifici per il ritorno a Lui di tanti fratelli che si sono smarriti sui sentieri dell'indifferenza e della colpa, preghiamo. Aiutaci ad amare di più, Signore. Perché tutti coloro che qua giù hanno fatto parte dell'ovile terreno di Cristo, che è la Chiesa, siano accolti nell'eterno vile del cielo. Preghiamo. Aiutaci ad amare di più, Signore. O Dio 3 volte santo, che in Cristo ci hai offerto una propiziazione per i nostri peccati e una guida sicura contro ogni nostro smarrimento, lascia fluire in noi l'onda del tuo perdono, perché possiamo vivere e crescere nell'amplesso del tuo amore, per lo stesso Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo, e all'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà alle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore.
In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo incontro, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo insieme l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e in particolare di Maria, Giuseppe,
e Lucio, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alle parole del Salvatore, formati dal suo divino esempio, possiamo pregare. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, anche noi, nostri debitori, e non nella tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, tu ci parla una parola e io.
Saziati del cibo spirituale, Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace.
briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombristia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, me culto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor.
questo è del santo. Ti sa che il pane è santo, mia Stella? C'è la signora che prepara il pane, tenendo lontana dalla madre la nipote Carolina che oggi compie 2 anni ed è venuta a trovare i nonni da Piacenza. Il pane è fresco e sempre, secondo tradizione, si lavorano le carni nella stanza del forno. Questa è la usanza vecchia, la polenta, il pan, sempre. La croce, sì. No. La geografia ha storicamente disegnato l'Istria come completamento dello stivale ed è sempre stato difficile per noi italiani considerarla una terra straniera. L'ingresso nella Unione Europea della Croazia, nazione che racchiude al suo interno la gran parte della penisola istriana, fa percepire ancora di più questa terra come una regione vicina a noi. La dogana al confine con la Slovenia è rimasta oggi l'unica barriera da superare per raggiungerla ed è da qui che inizia il nostro viaggio alla scoperta dei sapori dell'Istria. Poco al di là di questo confine si trova l'hotel nel quale siamo ospitati e che sarà la base del nostro viaggio. Il lussuoso ed elegante Kempinski Adriatic è un'oasi di benessere che fa percepire immediatamente che al suo interno tutto è stato pensato per far sentire a proprio agio gli ospiti. È difficile esprimere con le parole la cordialità e la professionalità delle persone che lavorano al suo interno. Molto più facile far parlare le immagini per descrivere questa magnifica oasi di benessere affacciata sull'Adriatico. Iniziamo il nostro viaggio restando nei pressi della costa, dove più forte si fa sentire l'effetto mitigatore dell'Adriatico, che crea un clima favorevole alla coltivazione dell'ulivo. La terra rossa istriana, ricca di calcio e di ferro, da sempre fornisce il nutrimento alle piante che offrono un prodotto ricco di profumi e di sapori. L'azienda che visitiamo rappresenta una delle massime eccellenze del settore. Coniuga i saperi della tradizione con le moderne tecnologie produttive e veste i propri prodotti in modo attuale ed accattivante. Questa azienda è stata fatta da mio papà nel 94, però è un progetto che mio padre aveva già da molto tempo. Praticamente negli anni 50, quando mio padre viene qui da Dalmazia in Istria, si innamora di questa terra e già quegli anni compra questo appezzamento in cui oggi ci troviamo. Poi per motivi professionali lascia l'ex Jugoslavia e va in Italia. Ritorna in Istria e decide di piantare i primi olivi proprio qui a Zambratia. E poi attorno nel 2000 riesce ad acquistare un altro terreno dove pianta tra il 2000 e il 2003 altre 23.000 piante. Inizia producendo 600 litri, 1000 litri, 3000 litri, 5000 litri e poi l'anno in cui la produzione aumenta, quando produciamo 10.000 litri, 15.000 litri, lui purtroppo si ammala. E da lì subentro io. Abbiamo creato una linea che si chiama Mate, che è il nome di mio padre, e abbiamo 3 tipologie di olio: Mate Trasparenza Marina, Mate Timbro Istriano e Mate Professional Blend.
L'olio istriano è il compagno ideale di 1000 piatti, ma trova ovviamente un grande abbinamento con il pescato che arricchisce le tavole della penisola. In particolare, nel mare antistante, la pesca alla sogliola regala un prodotto fra i più apprezzati di tutto il Mediterraneo. Prima di lasciare Salvore e dirigerci verso l'interno, facciamo tappa alla Pergola, uno dei più caratteristici e conosciuti ristoranti della zona. L'atmosfera familiare che si respira al suo interno è resa ancor più calda dalla affabile gentilezza di Fabrizio, chef e patron del locale istriano, al quale chiediamo di descriverci in poche parole la sua cucina. Abbiamo aperto praticamente io e mio papà nel 96 questa trattoria con un menù più turistico. Poi negli anni ci siamo un po' deciso di cambiare un po' il stile. Sono stato io in cucina e da 3 anni proponiamo dei prodotti a chilometro zero, freschi e un po' elaborati. Praticamente il menù non è quasi mai fisso perché molto aspettiamo dalla pescata che c'è di giornata e allora io con i miei colleghi tentiamo di proporre le cose fresche. Nel menù del nostro pranzo il pesce la fa da padrone ed apprezziamo di buon grado anche le infinite sfumature delle malvasie che lo accompagnano. Dopo il pranzo riprendiamo il cammino. Lasciamo il mare alle nostre spalle e ci addentriamo nel verde intenso delle colline dell'entroterra. Una interminabile schiera di alberi ci accompagna per tutto il viaggio. Questi erano i migliori boschi della Serenissima, che qui veniva ad approvvigionarsi del legno per i suoi cantieri navali. Una sorpresa ci attende nella cittadina di Livade. È in pieno svolgimento l'annuale fiera dedicata al prodotto principe della zona, il re della tavola, Sua Maestà il Tartufo. Questo piccolo centro dell'entroterra istriano, famoso per essere una delle capitali mondiali del tartufo, attrae turisti dai 5 continenti, che qui vengono ad assaporare ed acquistare il prezioso tubero. Lo spettacolo è stupendo. Raccoglitori e commercianti espongono i loro gioielli all'ammirazione del pubblico, mentre un gruppo di cuoche propone agli ospiti dei ravioli dall'aroma inconfondibile. Proseguiamo il nostro viaggio per andare a conoscere da vicino dove nasce la malvasia che abbiamo gustato alla Pergola e ci troviamo di fronte ad una moderna cantina che si sviluppa per gran parte della sua estensione sotto una collina ricoperta da boschi e vigneti. Una modernità che però non cancella il passato. Gianfranco Kozlovic, erede di una lunga tradizione familiare, custodisce gelosamente la memoria delle generazioni che l'hanno preceduto, ma ha anche saputo far evolvere le produzioni storiche verso un profilo decisamente alto. In questa parte dell'Istria c'è una grande tradizione della coltivazione della vite, del vino, del moscato di Momiano, una cosa che è veramente legata a questo territorio e alla gente. Abbiamo tentato di dare un nuovo volto a questa che è tradizione, questo che è una risorsa tipica di questo territorio, con un nuovo modo di fare, con una nuova tecnologia e con una nuova immagine per quello che riguarda architettura, design della cantina, del posto, diciamo è un messaggio che vuole essere rinfrescato. Vogliamo dare un'immagine moderna di un'Istria che non è addormentata, ma è pronta a saltare su quello che è un nuovo modo di vedere il vino, la gastronomia. La nostra giornata dedicata alla scoperta dei sapori dell'Istria sta avvolgendo al termine. Torniamo al Kempinski Adriatic, dove ci sta aspettando Zoran, lo chef del Canova. La calda ed accogliente atmosfera che si respira in questo ristorante ci fa sentire immediatamente a nostro agio ed anche la cucina si dimostra all'altezza delle aspettative.
piatti realizzati con prodotti freschissimi, interpretati con fantasia e creatività, che fanno capire che lo chef, seppur giovane, ha già al suo attivo una grande esperienza, maturata nelle cucine di importanti ristoranti di mezzo mondo. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione per questo viaggio è stato breve, ma ci ha fatto scoprire delle realtà significative. Olio, vino, tartufi, pesce sono solo alcune delle tante eccellenze che questa terra custodisce e sicuramente questo assaggio di Istria ci ha fatto venire una grande voglia, quella di tornare presto.